Giuseppe de Anchieta nacque a San Cristóbal de la Laguna, nelle Isole Canarie. Da bambino era curioso e vivace, sempre affascinato dai racconti dei missionari che passavano per il suo villaggio. A 17 anni, mentre era in preghiera davanti alla statua della Vergine a Coimbra, in Portogallo, sentì una chiamata profonda. Fece voto di consacrarsi al servizio di Dio e entrò nella compagnia di Gesù. Nel 1933 venne mandato in Brasile, una terra lontana e misteriosa. Giuseppe arrivò alla missione di Quisininga, in mezzo alla foresta tropicale. Le prime settimane furono difficili, le persone del posto avevano abitudini diverse e Giuseppe faticava a comunicare, ma con pazienza e amore iniziò a imparare la loro lingua, a partecipare alle loro attività quotidiane e a rispettare il loro modo di vivere. Giuseppe diventò amico degli abitanti della foresta. Con il tempo compose un catechismo speciale, pensato per loro, per aiutare a comprendere il messaggio cristiano. Questo libro si diffuse tra i missionari e aiutò molte persone a trovare fede. Giuseppe difese gli indigeni contro coloro che cercavano di sfruttare le loro terre. Viaggiò spesso nell'interno del Brasile, percorrendo grandi distanze senza temere pericoli o fatiche. Nel cuore della foresta, Giuseppe trovò una nuova famiglia e dedicò la sua vita a loro. Li aiutava a costruire case, a curare i malati e insegnava ai bambini. La sua vita era semplice, ma piena di amore. La gente del posto lo chiamava l'Apostolo del Brasile, perché era sempre al loro fianco, giorno e notte. Il 22 giugno 1980, Papa Giovanni Paolo II parlò di Giuseppe durante la sua beatificazione. Lo descrisse come un grande figlio di Ignazio. Era un uomo di grande carità e preghiera continua. Giuseppe aveva composto anche un lungo poema in latino, dedicato alla Madonna, che amava profondamente. Infine, il 3 aprile 2014, Papa Francesco canonizzò Giuseppe de Anchieta. Fu un giorno di grande gioia, non solo per il Brasile, ma per tutti coloro che conoscevano la sua storia. Giuseppe de Anchieta non era solo un missionario, ma un vero amico delle persone che aveva incontrato, un uomo che aveva dedicato la sua vita a servire con amore e compassione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.